Sabato 10 maggio 2025, prima corsa del convegno bolognese, un miglio riservato a femmine di 3 anni, maiden, non vincitrici. Fin qui sono 6 al via dopo il ritiro di Gaia Griff, lo schieramento 2 Gioia del Ronco, 3 Gina Lux, 4 Given Love and Hope, 5 Giava dei Greppi, 6 Giulia LL, seconda linea 7 Gran Bella Fi. Favori per Giulia LL, Alessandro Gocciadoro, macchina che accelera, partiti in questo momento con Gina Lux veloce, conquista la testa, all'esterno si presenta Giava dei Greppi, poi più a largo c'è Giulia LL, si accoda subito Giava dei Greppi mentre Giulia LL prosegue nella sua azione e cerca di avvicinare Gina Lux, che però fa andatura e completa i primi 200 in uno svelto 14,5. Giulia LL percorsi esterne, gradualmente si avvicina, raggiunge Gina Lux dopo 300 metri di gara, li impegna sulla retta delle scuderie. Gina Lux prova una timida difesa, poi lascia sfilare l'allieva di Alessandro Gocciadoro, che quindi è leader dopo 400 metri in 29,7. Gina Lux seconda posizione davanti a Giava dei Greppi, più dietro c'è Give Love and Hope, seguita da Gioia del Ronco, Gran Bella Fi a chiudere. Intanto i 600 in 44,9 ha preso vantaggio Giulia LL nei confronti di Gina Lux e Giava dei Greppi, 800 metri in 59,6, ancora un parziale svelto davanti alle tribune, 14,7. In vantaggio l'allieva di Gocciadoro Giulia LL, Gina Lux in seconda posizione, nella cui scia c'è Giava dei Greppi, le altre ancora discoste. Il chilometro intanto se ne va nell'ordine dell'1,15,3 con Giulia LL che continua a andare via di lena. Cerca di avvicinarsi dalla quarta posizione Give Love and Hope. Intanto 400 alla conclusione con un altro parziale in 15,1, ha sempre una quarantina di metri di margine abbondanti Giulia LL, mentre cala Gina Lux, superata da Giava dei Greppi, che si lancia all'inseguimento della fuggitiva Giulia LL, che è ormai da tempo corsa vinta, perché ha 50 metri a questo punto di vantaggio e può permettersi di vincere in suplex. Giulia LL, prima in carriera, Alessandro Gocciadoro, secondo posto per Giava dei Greppi, mentre per il terzo sul palo forse Given Love and Hope riesce a mantenere il terzo posto su Gioia del Ronco, che finisce comunque forte al suo esterno, 1,15,1 perché aveva dei dubbi. Giulia LL li ha tolti sicuramente perché ha vinto di mezza pista, sfilando dopo 350 metri per poi isolarsi in avanti. Giulia LL è la prima in carriera, dunque Alessandro Gocciadoro in salchi e al training per conto del signor Alessio Ferrara.